Del Signore a tutti, buonasera. Voglio invitarti ad alzarti in piedi, forza, non facciamo i pigri questa sera. Oggi siamo venuti nella casa del Signore per adorarlo con tutte le nostre forze. Era evangelico, tra l'altro, si chiamava Emanuele e mi ha insegnato un trucco per quando si è stanchi. Fate tutti quanti così con me, così, giù sulle ginocchia, su, giù, su, e vi sentirete come nuovi, pronti per saltare alla presenza del Signore. Chi non l'ha fatto ha perso un'occasione per scoprire una grande verità sul corpo umano. Chi l'ha fatto sono sicuro che ne trarrà beneficio questa sera. Dopo questo sgranchimento di gambe voglio invitarti a dare un abbraccio alla persona vicino a te. Dai un abbraccio alla persona vicino a te. Dai una stretta di mano alla persona dietro di te. Cominciamo questo nostro culto veramente come uni in Cristo. Pietra, dai un abbraccio alla Sofia. Brava, così mi piace. Amen. Allora abbiamo tolto la pigrizia dai nostri corpi, abbiamo tolto la stanchezza dai nostri corpi, abbiamo avuto solidarietà con la persona di fianco a noi, comunione con la persona di fianco a noi. Allora in questo momento ti invito a essere un po' più serio, un po' più spirituale, e a pregare il nostro Dio tutti insieme, chiedendogli che Lui possa presentarsi a noi questa sera, chiedendo al nostro Dio che oggi possa venire a compiere qualcosa di nuovo nelle nostre vite, che oggi la Sua volontà possa veramente trasformare cuori, trasformare menti, portare persone a raggiungere la salvezza. Amen. Facciamo questa preghiera allora tutti insieme, che Dio possa manifestarsi oggi in mezzo a noi e darci parole di vita eterna. Padre, nel nome di Gesù siamo qua, Signore, questa sera perché vogliamo, Signore, riempire questa casa, Signore, con la nostra adorazione, perché possa salire a Te, Signore, e la Tua gloria possa essere sentita tra di noi. Benedici, Signore, questa chiesa oggi, benedici con la Tua presenza, Padre. Che, Signore, la Tua gloria possa prendere possesso di ogni posto, di ogni sedia, Signore, qua. Che ogni persona possa sentire pienamente l'agire e la potenza dello Spirito Santo nella sua vita. Oggi vogliamo vedere vite trasformate, vite rinnovate. Oggi vogliamo vedere famiglie restaurate, Signore, per l'agire del Tuo Spirito. Nel nome di Gesù, Padre, vieni e scendi con la Tua gloria su di noi. Che oggi possa essere una serata diversa da tante altre, Padre. Che oggi possa essere la serata in cui Tu ti manifesti nella nostra vita e noi ci riconciliamo a Te. Nel nome di Gesù, Signore, ricevi ogni nostra migliore adorazione questa sera. Amen. Amen, alleluia. Quanti sono qua felici di essere qua? Amen. Alleluia. Essere qua non riguarda soltanto stare insieme, non riguarda soltanto cantare delle canzoni che ci piacciono, non riguarda rivedere gli amici che non rivediamo da una settimana. Stare qua non riguarda noi, ma riguarda la Sua presenza, riguarda la presenza di Gesù che è già qua, che si è manifestata già nella sala di intercessione ed è qua che continuerà insieme a noi. E noi siamo qua per rendere lode all'unico che è degno di tutto, di ogni adorazione, di ogni lode, di ogni preghiera. Amen. Quindi lodiamo ed esaltiamo tutti insieme in una sola voce.
i santi e gli angeli. Santi e gli angeli si prostrano a te. Anni gettano le corone davanti a te, perché sei re, tu sei degno di lode. Dichiara: tu sei degno, tu sei degno, e tutto è per te. Tutto è per te, tutto viene da te, tua è la gloria. Tu sei degno di lode, Gesù. Tu sei degno di lode, tutto è per te, tutto viene da te, e tua è la gloria. I santi e gli angeli si chinano a te, gli anziani gettano le corone davanti a te, perché sei re, tu sei degno di lode, tu sei degno di lode, tutto è per te, tutto viene da te, e tua è la gloria. Gesù, tu sei degno di lode, tu sei degno di lode, tutto è per te, tutto viene da te, tua è la gloria. E giorno e notte la nostra lode salirà a Lui. Giorno e notte la nostra adorazione salirà come un buon profumo per il nostro Re. Quindi comincia ad alzare, comincia a cantare, comincia ad innalzare tutta la tua lode a Lui. Giorno e notte noi adoriamo. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la
una volta più forte, ti innalziamo.
sei Signore, Dio grande, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, Santo, tu puoi dichiarare questa parola a Dio? Santo, Santo, Santo. Tu puoi dichiarare questa parola? Santo, 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 sei Signore, Dio grande, tu sei santo, santo, sei Signore, sei Signore, Dio grande, tu sei santo. Senhor, que questa sera noi possamos capire quanto é grande il tuo nome, quanto é grande a tua presença, quanto é precioso que nós siamo qui questa sera, quanto é precioso questo tempo che noi abbiamo dedicato per venire in casa, nella tua casa. Noi possiamo capire la grandezza del tuo nome, che noi possiamo non parlare con la nostra boca, Signore, ma che il nostro cuore sia lontano, Signore, che noi possiamo capire, Signore, quanto è grande stare alla tua presenza, quanto siamo privilegiati di essere qui questa sera, quanto siamo privilegiati di essere seguaci di Cristo, quanto siamo privilegiati di conoscere questa verità, Signore. Quanto siamo privilegiati di essere liberi, quanto siamo privilegiati che possiamo conoscere la vera verità, quanto siamo privilegiati che possiamo parlare con te, Dio, quanto siamo privilegiati che possiamo ginocchiarci e parlare direttamente a te, Signore, tu che hai il nome al di sopra di ogni nome, che ha il nome al di sopra di ogni nome. E sappiamo, Signore, che la terra è piccola in confronto alla tua maestà, Signore. E Signore, ci metti la terra nella palma della tua mano, Signore. E Signore, quanto siamo piccoli noi, Signore, ma noi possiamo arrivare davanti a te e dichiarare: noi siamo stati scelti come veri adoratori per rendere a te la nostra vera adorazione, Signore. E quindi quão privilegiati noi siamo di poter essere qui, di poter essere ai tuoi piedi, di poter conoscere questa verità, di poter conoscerti, di poter seguire i tuoi passi.
Spirito Santo, facci comprendere questo. Signore, facci comprendere questo, Signore. Facci comprendere, Signore, quando siamo distanti da Te, quando il nostro cuore è distante. Facci comprendere quando siamo inquieti davanti alla Tua presenza. Non ci riusciamo a stare 2 ore alla Tua presenza, Signore. Ah, Padre, perché? Perché? Come está il nostro cuore? Come está la nostra vita? Come está la nostra storia? Chi sta raccontando la nostra storia? Signore, Tu sei il Signore del mio cuore, Tu sei il Signore del nostro cuore. Spirito Santo, facci comprendere questa notte. Facci comprendere questo, questa notte, Signore. Che non sia soltanto un momento di essere qua, un momento di riunirci, ma facci comprendere a chi stiamo adorando, a chi è l'adorazione in questo luogo, a chi noi dobbiamo urlare con tutta la nostra forza la Tua santità, a chi noi dobbiamo adorare con tutta la nostra forza di là della nostra stanchezza. Spirito Santo, facci comprendere, Signore. Facci comprendere la Tua maestà, Signore, perché a volte, Signore, siamo lontani, Signore, e ci troviamo, Signore, che siamo grandi, Signore, ma Padre, la Tua maestà, Signore, noi siamo nulli in confronto alla Tua maestà. Il Tuo nome è incomparabile, il Tuo nome è al di sopra di ogni nome, la Tua santità, Signore, e Tu hai scelto di essere qui con noi, Padre. Tu hai scelto di essere in questo luogo. Spirito Santo, Spirito Santo, Tu sei santo. Spirito Santo. Sei Signore, Dio grande, Dio Tu sei santo, santo, Tu sei Signore, Dio grande, Dio Tu sei santo. Dio è santo, 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 santo. Io posso vedere sui nostri volti quanto questa santità di Dio oggi stia cambiando le nostre vite, stia toccando i nostri cuori. Io voglio invitarti in questo momento a cantare ancora questa canzone e non pensare a niente di ciò che ti circonda, non pensare ai bambini che stanno facendo i bambini, non
non pensare ai tuoi problemi, non pensare a ciò che hai lasciato a casa, a ciò che hai lasciato in questa settimana di lavoro. Pensa solamente a questa santità di Dio, questa grandezza di Dio, questa grandezza di Dio che si rivela nella tua vita, questa grandezza di Dio che ha la potenza di cambiare la tua vita, di cambiare la tua storia. Non pensare a nient'altro in questo momento, solamente adora Dio, dichiarando quanto Lui è santo. Cantiamo insieme. Signore chiederei al suo nome. Santo, alleluia, santo, Possiamo rendere gloria al nostro Signore con un grande applauso in questo momento. Io vi invito a sedervi qualche minuto. Siamo arrivati al momento degli avvisi. Amen. John Wesley presenterà il primo avviso. Tutti, oggi ci sarà un worship pray che inizierà verso le 11, un momento molto speciale, un momento di grande intimità con Dio. Chi vuole partecipare può restare qua in chiesa, inizierà alle 11, sarà un momento veramente intimo con Dio, con tutti quanti, e questo. Amen. Quindi questa sera alle ore 11 c'è il worship pray. Sul gruppo della chiesa è stato mandato anche
il passo della Bibbia che ci accompagnerà questa sera in questo momento di adorazione. Se ancora non hai visto questo passo, dopo il culto, mi raccomando, dopo il culto hai un'ora di tempo per leggere questo salmo della Bibbia, questi versetti, e per partecipare insieme a noi a questo worship prayer, a questo momento di, come ha detto John, di intimità con Dio, di adorazione. Dopo di questo abbiamo il nostro culto Fusion, il 1 novembre. Ok, ormai sapete già tutto su questo culto, è da quasi 2 mesi che lo stiamo presentando. I teens e i giovani devono essere qua alle 9 di mattina, ci sarà un momento di colazione insieme, ci sarà una bellissima giornata tutti insieme alla presenza del Signore, sarà un momento di comunione, un momento di apprendimento, ma io credo in nome di Gesù, soprattutto e più di tutto, un momento alla presenza di Dio in cui i nostri giovani e i nostri teens sperimenteranno qualcosa di nuovo da parte dello Spirito Santo. Quindi tutti i giovani e i teens non devono mancare al nostro evento che sarà questo mercoledì, che è un giorno festivo, il 1 novembre. Ok, prossimo banner è quello, no, l'altro. Grazie. Ok, eccolo qua. Wow, cosa c'è scritto lì? Lo possiamo leggere tutti quanti insieme a alta voce, quelle prime 4 parole. Noi non festeggiamo Halloween. Ok, il 31 ottobre, come si sa, no? C'è questa festa che è Halloween, che viene festeggiata qua in Italia. Non è sicuramente una delle festività più importanti qua in Italia, ma ahimè viene festeggiata nelle scuole. I bambini fanno programmi di studio su Halloween questi giorni, e insomma un po' questa notte un po' speciale per il mondo, no? Viene celebrata, ma per noi questa notte non è speciale in questo senso. Prima di tutto perché Halloween è una festa che celebra la morte, e noi non celebriamo la morte, anzi proprio il contrario, noi questa sera siamo qua per celebrare la vita, e non una semplice vita, la vita eterna, quella che Gesù ci ha dato. Il versetto che c'è qua sotto dice: la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Questa luce è Gesù Cristo, e queste tenebre, questa morte che viene festeggiata non potrà mai sopraffare la vita che c'è in Gesù Cristo, quella vita che noi qua celebriamo, quella vita che noi qua adoriamo, e che in nome di Gesù, quella vita che tutti noi un giorno vivremo alla destra del nostro Padre. Amen. Amen. Chi festeggia Halloween? Nessuno? Letizia, tu festeggi Halloween? Brava Letizia. Ma il 31 ottobre è comunque una data molto importante, e è una cosa che non diciamo mai, a parte in questa settimana qua, nella settimana del 31 ottobre, ma almeno in questa settimana è bello e importante ricordare che cosa noi cristiani evangelici, no, come ci chiamiamo, pentecostali, possiamo festeggiare in questa data. Se puoi mettere l'altro banner, per piacere. In questa data, il 31 ottobre, noi cristiani festeggiamo, celebriamo, ricordiamo l'anniversario della Riforma protestante. Sì, perché proprio il 31 ottobre Martin Lutero, andando contro a ciò che erano i dogmi, le dottrine della Chiesa cattolica, ha affissato sulla porta della cattedrale di Wittenberg le sue 95 tesi che andavano contro ciò che la Chiesa cattolica insegnava, le indulgenze e tutte queste cose qua che non staremo qua a discutere questa sera. E c'è chi dice: Lutero è stato una cattiva persona, dopo questa riforma un sacco di gente è morta, c'è stata una grande confusione all'epoca, no? A causa di questa riforma. Non voglio neanche stare qua a discutere se Lutero era bravo o no, se quello che è successo dopo era giusto o non era giusto, ma ciò che è molto importante sapere, che è venuto fuori da questa riforma, sono queste 5 solo, tradotte in italiano, di Martin Lutero.
Perché Martin Lutero in questa riforma, in queste 95 tesi e tutte le cose che ha studiato in questo periodo, ha fatto riemergere dalla parola di Dio in cosa veramente noi dobbiamo credere. Qualcosa che si era dimenticato nel corso dei secoli, ma che Gesù Cristo ci aveva insegnato. Solo scrittura, ovvero la verità sta solo nella parola di Dio. Non c'è niente al di fuori della parola di Dio, in quella che oggi noi chiamiamo Bibbia, che sia la verità. Solo fede, solo la fede ci salva. Solo grazia, solo per grazia noi possiamo raggiungere la vita eterna. Solo Gesù Cristo, solo Cristo è la nostra salvezza. E solo a Dio la gloria, perché non c'è nessun altro che meriti gloria al di fuori del nostro Padre Dio. In una sola frase, questi 5 punti si possono riassumere più o meno così: attraverso la scrittura noi possiamo guadagnare la fede, che per grazia ci salva attraverso il sacrificio di Gesù Cristo per la gloria di Dio. Questi sono i 5 solo di Martin Lutero, e nel 31 ottobre, che sarà tra pochi giorni, noi come cristiani ricordiamo questa riforma che ha portato oggi la Chiesa a vivere un nuovo tempo di presenza dello Spirito Santo e di verità che salva vite. Amen? Quindi è bello in questa settimana ricordare in cosa veramente noi crediamo. Vi invito a alzarvi in piedi, facciamo una preghiera per le nostre decime, per le nostre offerte. Tu che oggi hai portato la tua offerta per la casa del Signore, sai che tutto ciò che tu porti alla casa del Signore non viene buttato via, non viene usato in modo invano, non viene sprecato. Quello che noi preghiamo ogni volta è che tutto ciò che entra attraverso questi momenti di decima offerta, attraverso le donazioni che riceviamo, possa essere usato al meglio per l'opera del Signore. E penso che sia visibile a tutti quanti le trasformazioni che questa Chiesa ha subito, soprattutto in quest'ultimo anno. Prima noi avevamo il nostro caro fratello Junior, no? Che era sempre il nostro comandante in queste riforme. Non c'era soltanto lui, c'erano tanti fratelli che hanno sempre aiutato: Marcos, Washington, Almir, Fabio, insomma Alberto, tutti quanti voi in un modo o nell'altro avete aiutato a fare tutte queste opere. Ma è arrivato un altro fratello adesso, che è il fratello William, che è qua davanti, che mi ha detto prima del culto: dopo pastore devo parlarti perché ho già preso le misure per fare tutti i prossimi progetti che abbiamo per la Chiesa, quindi abbiamo altre cose da fare, abbiamo fatto tanto, abbiamo altre cose da fare. Come sapete, tutto ciò che noi facciamo non viene da aiuti esterni, chissà che cosa. Sappiamo che viene tutto da Dio, attraverso però ciò che Lui mette nel nostro cuore di offrire alla sua casa. Quindi in questo momento abbiamo questa possibilità di offrire la casa del Signore per il bene della sua opera, non solamente per le trasformazioni che noi vediamo qua dentro, ma anche nel modo in cui attraverso queste offerte possiamo aiutare anche persone che hanno bisogno di questo aiuto. Come sempre c'è la nostra missionaria Katia là dietro col posto che vuoi fare la tua offerta in questo modo. C'è il l'IBAN della banca qua sul proiettore. Io da quando ho scoperto questa possibilità di fare la mia offerta con l'IBAN, la faccio solo con l'IBAN perché è molto più facile, più pratico e veloce. Ma tu hai la libertà di offrire alla casa del Signore come senti nel tuo cuore di fare, ciò che senti nel tuo cuore di fare. Se oggi tu non vuoi portare niente alla casa del Signore, non portare niente, nessuno ti obbliga. Gesù dice così, che Dio ama un donatore gioioso. Quindi ciò che tu hai nel cuore veramente di offrire al Signore, in questo momento hai la possibilità di farlo. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti, Signore, per ogni offerta, ogni decima, ogni primizia che tu hai messo oggi nei nostri cuori di portare alla tua casa. Ti chiediamo, Signore, che tutto ciò possa essere usato al meglio per la tua opera, per il
tuo onore, Signore, per la tua gloria, Dio. Solo a te venga la gloria, Signore, come abbiamo appena dichiarato e annunciato, Signore, ciò in cui noi crediamo. Io ti chiedo, Dio, in questo momento di benedire ogni casa qua rappresentata, ogni famiglia qua rappresentata, portando la tua prosperità, Signore, ma soprattutto il tuo amore, la tua unione, la tua presenza nelle case di ognuno di noi. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. La massima della forza di tutti. Però prima volevo fare una prova con le donne e con gli uomini, ok? Facciamo così, io canterò "Nessuno è come te". Voglio sentire le donne per primo. Quando io dirò 3, 4, voglio sentire tutte le donne. Nessuno è come te, ok? Facciamo così, 3, 4. Nessuno è come te. Non so. Mi sa che le donne possono fare più forte, no? Possono fare di meglio, no? Ok, facciamo di nuovo. 3, 4. Nessuno è come te. Ok, visto che gli uomini sono tanti di meno qua in questa sera, però siamo più forti, è vero o no? Sentiamo gli uomini, dai. 3, 4. Nessuno è come te. Facciamo tutti, dai. 3, 4. Nessuno è come te. Dai, John. Glorioso, noi cantiamo glorioso, noi gridiamo Cristo ti loderò, tuo nome innalzerò, glorioso. Nessuno è come te. Tu regnerai Sempre e sempre. e tu vivrai. Tuo amor sarà per sempre e sempre, non cambi mai. Griderò perché buono sei, canterò, Cristo è il Signore, dichiarerò nessuno è come te. Griderò perché buono sei, canterò, Cristo è il Signore, dichiarerò nessuno è come te. Glorioso, noi cantiamo, noi gridiamo Cristo ti loderò, tuo nome innalzerò, glorioso. Nessuno
La pace del Signore a tutti, Paz do Senhor a todos. potete sedervi. Vocês podem se assentar. Farò una preghiera iniziale. Fazer uma oração para começar. Padre Santo, in questo momento ti chiedo di liberare tutto ciò che è negativo, di perdonare i miei peccati, di lavarmi, Padre, e di poter essere usato da te, che la mia bocca possa portare le tue parole e che tutto ciò che tu dirai questa sera, Padre, nei nostri cuori, possa farci crescere e possa farci diventare persone diverse, uomini diversi, che tu possa entrare qua, che tu possa avere libertà di agire in mezzo a noi, in nome di Gesù. Amen. 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 E vi confesso che questa predicazione Eu confesso para vocês que essa pregação è un frutto di un periodo che ho passato, é fruto de um período que eu vivi. perché è diverso tempo che non predico Porque faz muito tempo que eu não prego. e in questo periodo ho avuto delle difficoltà, E nesse período eu tive dificuldades. ho avuto dei problemi, Eu tive alguns problemas, come abbiamo tutti, como todos têm. e a volte mi sono anche disanimato, E às vezes eu até me desanimei. ma il Signore mi ha aiutato. Mas o Senhor me ajudou. Mi ha aiutato perché è nella mia vita. Me ajudou porque Ele na minha vida. La parola di Dio è nella mia vita. Io amo la parola di Dio, amo Dio e A Gesù. palavra de Deus está na minha vida e eu amo a palavra de Deus, amo Jesus. E quando una persona ama Dio, Dio lo aiuta. E quando uma pessoa Sempre. ama Deus, Ele o ajuda sempre. E ho pregato a Dio ed ho reagito E eu orei a Deus e reagi. e mi sono svegliato, Eu acordei. perché tante volte i problemi ti bloccano, Porque muitas vezes os problemas te bloqueiam. ma Dio mi ha parlato Mas Deus me falou, e mi ha detto: me disse: basta lamentarti, para de reclamar. basta lamentarti, Para de reclamar. svegliati. Acorda. E questa parola stasera è anche per voi, fratelli. E essa palavra hoje é para vocês também, irmãos. E Dio vi dice: basta lamentarvi, E Deus diz: parem de reclamar. basta. Para. Dio ti sta dicendo di smettere Deus está falando: para di lamentarti. de reclamar. Amen. Amém. Possiamo mettere Efesini, A gente pode colocar capitolo Efésios, 4, Efésios capítulo 4, versetto 29. versículo 29. Alleluia. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Va bene fino qua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Até aqui. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Nenhuma palavra que cause destruição saia da vossa boca. Basta, fratelli, lamentarsi per niente. Vamos parar de reclamar por nada. Guardiamo a cose più importanti, Vamos olhar para coisas mais importantes, a cose più grandi. coisas maiores. Basta bugie, Para com mentira, basta invidie, para com inveja, basta giudizi. para com juízos. Tutti noi reclamiamo troppo. Todos nós reclamamos muito. E sapete perché siamo tutti così infelici?
Vocês sabem por que todos nós somos tão infelizes? Perché siamo influenzati da tante cose negative. Porque somos influenciados por tantas coisas negativas. Il diavolo, fratelli, non lavora più con la paura. O diabo não trabalha mais com o medo. Non viene da voi, sono il diavolo. Não vem até vocês, eu sou o diabo. No, Não. il diavolo ti gira attorno O diabo ele rodeia em torno con parole dolci e buone, com palavras doces e boas, facendoti credere che quello che fai è giusto fazendo você acreditar que o que você faz é certo e invece sei ingannato. e você está sendo enganado. Quando ti accorgi che ti stai comportando male, Quando você percebe que você está se comportando mal, vorresti fuggire você gostaria de fugir e a volte spesso non riesci a fuggire e às vezes você não consegue fugir perché hai paura porque você tem medo e questa paura ti paralizza. e esse medo te paralisa. Ma di cosa hai paura? Mas do que você tem medo? Paura di affrontare i tuoi problemi Medo de afrontar os seus problemas? o paura di non riuscire a risolverli? Ou medo de não conseguir resolver eles? C'è una cosa importante, fratelli, Tem uma coisa importante, irmãos, che le lamentele que as reclamações danneggiano il nostro cervello. machucam o nosso cérebro Purtroppo danneggiano anche quello degli altri. e machuca também o dos outros. Una lamentela dice molto poco del problema o degli altri, Uma reclamação diz muito pouco do problema ou dos outros, ma dice molto di te. mas diz muito sobre você. Ogni lamentela che tu hai è una frustrazione Cada reclamação que você tem é uma frustração per non essere riuscito a cambiare le tue cose. por não ter conseguido mudar as tuas coisas. Ogni lamentela che fai è una frustrazione Cada reclamação que você faz é uma frustração per non essere stato capace di reagire in un altro modo. por não ter sido capaz de reagir em um modo diferente. È molto difficile, fratelli, cambiare qualcosa, É muito difícil mudar alguma coisa, soprattutto i nostri problemi. principalmente os nossos problemas. Le lamentele influiscono sul nostro corpo, As reclamações influenciam o nosso corpo, perché il corpo reagisce alle negatività porque o corpo reage à negatividade e anche alle positività. e à positividade. Più ti lamenti, più il tuo corpo diventa debole. Mais você reclama, mais o teu corpo fica frágil. Fragile. È normale passare dolori, allergie, sintomi strani É normal ter doença, sintomas estranhos, che non sappiamo neanche da dove vengono. que a gente nem sabe de onde vem. E non tutti abbiamo gli stessi sintomi, perché abbiamo corpi diversi. E nem todos têm os mesmos sintomas, porque temos corpos diferentes. Una persona magari a forza di lamentarsi gli viene mal di testa, continua ad avere mal di testa Uma pessoa, por reclamar tanto, talvez fica com dor de cabeça. e dice: mamma mia che mal di testa, ma da dove viene? Aspetta, prendo le pastiglie. Fala, meu Deus, que dor de cabeça, eu não sei de onde vem, vou tomar remédio. A un'altra persona gli viene mal di stomaco, non riesce a star bene di stomaco Outra pessoa não consegue ficar bem no estômago, fica com dor no estômago, perché continua a reclamare. porque continua reclamando. Ad altri vengono allergie. Outros têm alergias. È il tuo corpo che reagisce É o teu corpo que reage e ti dice: basta di lamentarti. e te diz, para de reclamar. Noi siamo molto influenzabili, fratelli. Nós somos muito influenciáveis. E le persone che si lamentano portano solo cose negative. E as pessoas que reclamam traz só coisas negativas. E quando ti lamenti
tu influenzi negativamente anche chi ti sta vicino. Quando você reclama, você influencia negativamente a pessoa do teu lado. Con le lamentele noi cerchiamo conforto negli altri, Com reclamação, a gente procura conforto no outro, pensando di dare un po' di serenità alla nostra situazione. pensando em trazer serenidade para nossa situação. Scarichiamo le nostre frustrazioni agli altri. A gente descarrega a nossa frustração para os outros. Invece peggioriamo la nostra vita e quella degli altri. Em vez a gente piora a nossa vida e a dos outros. Col passare del tempo, poi il lamentarsi diventa una routine, diventa un'abitudine. Com o passar do tempo, reclamar vira uma rotina. Ed è una brutta abitudine. E é um péssimo hábito. A volte sei talmente abituato a lamentarti Às vezes você está tão acostumado em reclamar, che quando tu riesci a risolvere il tuo problema, quando você consegue resolver teu problema, cerchi un altro problema per reclamare. você procura outro problema para reclamar. È l'abitudine. É o hábito. Uno è abituato a lamentarsi. Uma pessoa está habituada em reclamar. Amen. Ci sono troppi battibecchi tra di noi, Tem muitas discussões entre a gente, troppi pettegolezzi, muitas fofocas, troppe lamentele muitas lamentações che allontanano le persone che abbiamo vicino. que afastam as pessoas que estão ao nosso lado. Facciamo perdere il loro amore per noi A gente faz eles perder o amor por nós. e rimaniamo soli E a gente fica sozinho. e creiamo divisioni. E a gente cria divisões. Mi puoi mettere Giacomo 5,9 per piacere? Tiago 5,9. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, Irmãos, affinché non siate giudicati. irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Che bello, né? Que bonito, né? Non lamentatevi gli uni degli altri. Não se queixem um dos outros. Se il mondo fosse così, Se o mundo fosse assim, sarebbe tutto differente, né? seria tudo diferente, né? La lamentela non è un peccato, A reclamação não é um pecado, ma è un'arma del diavolo. mas é uma arma do diabo. Come ho detto prima, il diavolo non lavora più con la paura, Como eu disse antes, o diabo não trabalha mais com o medo, ma usa parole dolci, mas usa palavras doces, ti gira attorno come un leone fica rodeando como um leão per ingannarti. para te enganar. È un'arma creata per sopprimere la nostra mente, É uma arma criada para reprimir a nossa mente, per convincerci che non valiamo nulla, para nos convencer que a gente não vale nada, che non siamo capaci di vivere que não somos capazes de viver, e rimaniamo dentro a questa sconfitta, e a gente fica nessa derrota, piangendoci addosso, chorando, senza forze, sem forças, incapaci di reagire. incapazes de reagir. Viviamo una vita infelice, lontana da Dio. Vivemos uma vida infeliz longe de Deus. Sì, fratelli. Sì. Le lamentele ci portano lontano da Dio. As reclamações nos levam longe de Deus. E questa è l'esperienza che vi dicevo prima. E essa experiência que eu Che estava in questo dizendo antes, periodo ho avuto difficoltà. que esse período eu tive dificuldades, Io mi sentivo lontano da Dio perché continuavo a reclamare. eu me sentia longe de Deus porque eu continuava a reclamar. E mi sono sentito in colpa. E eu me senti em culpa. Ma Dio mi ha chiamato e ha detto: reagisci, Mas Deus me chamou, svegliati. disse: reage, acorda. Puoi mettermi Giacomo 1,26? Tiago 1,26. Cade giù. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A volte dobbiamo fermarci,
Às vezes devemos parar, pensare a quello che diciamo. pensar no que a gente fala. C'è un altro versetto molto bello in Giacomo, sempre in Giacomo, Tem outro versículo muito bonito capitolo 3, versetto 8, em Tiago, capítulo 3, versículo 8, che dice così: que diz: ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo, è piena di veleno mortale. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter. Está cheia de veneno mortal. Amen. Amen, fratelli. Dobbiamo veramente pensare Devemos pensar che le lamentele che noi facciamo tutti i giorni que as reclamações que a gente faz todos os dias non sono buone, não são boas, né per noi nem pra gente, né per gli altri, nem pros outros. perché non fanno altro che rompere il nostro cuore, Porque só quebra mais o nosso coração, oscurare il nostro cuore. oscura o nosso coração. Amen. Amém. In questo periodo E nesse período, io ho cercato eu procurei cosa si può fare per non lamentarsi. o que se pode fazer para não reclamar. È stato interessante perché ho trovato diverse cose, E foi interessante porque eu achei várias coisas. ma 4 cose ho trovato interessanti anche da condividere con voi, Mas 4 coisas eu achei interessante para compartilhar com vocês, che possono aiutarci a smettere di lamentarci. que podem nos ajudar a parar de reclamar. La prima, A primeira, trova il lato buono delle cose. achar o lado bom das coisas. Crescere significa scegliere. Crescer significa escolher. Tu puoi scegliere se crescere bene o se crescere male. Você pode escolher se crescer bem ou crescer mal. Devi rendere positive le tue lamentele. Você deve tornar positivas as suas reclamações. Cosa significa rendere positive le lamentele? O que significa deixar boas, positivas as suas reclamações? Perché le lamentele non sono nient'altro che i nostri problemi. Porque reclamações são os nossos problemas. E come fai a trovare qualcosa di positivo in un problema? E como você pode achar algo positivo em um problema? Non è facile. Não é fácil. Nessuno può convincerti cosa devi fare o ciò che è giusto per te. Ninguém pode te convencer do que fazer ou o que é certo para você. Leggiamoci Romani 8:28. Vamos ler Romanos 8, 28. Dice così: Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Tutte le cose cooperano per il bene di quelli che amano Dio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tutte le cose buone Todas as coisas boas e tutte le cose cattive. e todas as coisas negativas. Anche le lamentele cooperano al bene di quelli che amano Dio. Também as reclamações cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. È solo il discorso che dobbiamo accettarle. É só o discurso que a gente tem que aceitá-las. Amen? Amém. Gloria a Dio. Fai della tua lamentela uno strumento di forza. Faz da tua reclamação um instrumento de força. Se mi lamento e sto male, vuol dire che c'è qualcosa che non va Se eu reclamo e tô mal, quer dizer que tem alguma coisa que não vai. e devo reagire. Eu tenho que reagir. È quello che è successo a me. É o que aconteceu comigo. Avevo il problema, Eu tinha um problema, mi lamentavo, eu reclamava, ho capito che avevo questo problema perché stavo male. eu entendi que eu tinha esse problema porque eu estava mal. Il Signore mi ha chiamato, mi ha parlato e io ho reagito. O Senhor me chamou, conversou comigo e eu reagi. E ho reso la mia lamentela una forza. E tornei a minha Positiva. reclamação uma força positiva. Secondo, Segundo ponto. smetti di scaricare i tuoi problemi agli altri.
Para de descarregar os seus problemas para os outros. Sono andato in pasticceria con mia moglie un giorno Eu fui numa confeitaria com minha mulher um e dia c'erano tante persone intorno, lì era pieno, e tinha várias pessoas, estava cheio, lotado. e io ascoltavo un po' le conversazioni, Eu estava escutando as conversas, era solo lamentele. era só reclamação. Le vecchiette si lamentavano, i giovani si lamentavano, quella che serviva si lamentava. As velhinhas, os jovens, até aquela que servia, a camareira estava reclamando. Era tutto un reclamare, un lamentarsi. Todos estavam reclamando. E io stavo lì perché stavo lì reclamando anch'io. E eu também estava reclamando. Sono un essere umano anch'io, né? Eu também sou um ser humano. E ho detto, ma cos'è questo? E eu disse, mas o que é isso? Non è una vita bella questa qua, è bruttissimo, cioè non è bello. Não é uma boa vida, é uma vida muito feia, muito ruim, negativa. Pensa positivo, Pensa positivo. accetta e agisci. Aceita e age. Accetta il tuo problema, Aceita o teu problema. accetta come stai, Aceita como você está. accetta dove sei Aceita aonde você está. e accetta chi sei. E aceita quem você é. E domandati, E se pergunte, chi sono io? quem sou eu? Che parole sto facendo uscire dalla mia bocca? Que palavras estão saindo da minha boca? Prova a fermarti un attimo, Para um pouco. pensaci, chiudi gli occhi, pensaci. Pensa nisso, fecha os Chi olhos. sono io? Quem sou eu? Che parole stanno uscendo dalla mia bocca? Que palavras estão saindo da minha boca? Parola buona, Palavras parola boas? buona, parola cattiva. Palavras negativas? Devi frenare l'istinto di buttare fuori tutto, Você tem que refrear o instinto de jogar tudo fora. perché faresti male anche agli altri. Porque você poderia machucar os outros. Pensa sempre, prima di lamentarti con qualcuno, Pensa bem, antes de reclamar com alguém, che potresti fargli male. que você poderia machucar ele. E non è una cosa bella. E não é uma coisa boa. C'è una frase che diceva: Tem uma frase que dizia: ho cercato la mia anima e il mio Dio Eu procurei a minha alma e o meu Deus e non li ho trovati. e eu não encontrei. Ho cercato mio fratello Eu procurei meu irmão e li ho trovati tutti e tre. e eu achei os três. Oggi posso dire Hoje eu posso dizer che ho smesso di lamentarmi que eu parei de reclamar e ho trovato la pace. e eu achei a paz. Amen. Amém. Terzo punto. Terceiro ponto. Non guardare indietro. Não olhe para trás. Smettila di lamentarti per ciò che gli altri non fanno. Para de reclamar por aquilo que os outros não fazem. Smettila di lamentarti per quello che gli altri dovrebbero fare. Para de reclamar por aquilo que os outros deveriam fazer. La tua serenità dipende da te A tua serenidade, a tua paz depende de você e non dagli altri. e não dos outros. C'è un bel film di animazione, Tem um filme animado bem bonito, Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Non so se l'avete mai visto, Eu não sei se vocês já assistiram, ma ci sono delle frasi veramente belle che sono buone da ascoltare. mas tem algumas frases bem bonitas que são boas para ouvir. E è interessante che c'era il maestro quando c'era questo panda qui E é interessante que tinha um mestre que tinha esse panda che gli diceva: tu quando sei sconvolto mangi, e ele dizia pro panda: você quando tá arrasado, você come. e io qui posso dire con voi: E eu posso dizer para vocês, voi quando siete sconvolti vi lamentate. quando vocês estão arrasados, vocês reclamam. E io também, io anch'io. Eu também. Poi sempre il maestro diceva a questo panda, E o mestre dizia sempre pro panda: gli diceva: mollare o non mollare? e ele dizia, desistir ou não desistir? E qua potrei dire: lamentarsi o non lamentarsi? E eu poderia dizer reclamar ou não reclamar?
È interessante questa cosa. É interessante essa coisa. E poi il maestro ha detto, E o mestre disse: ti preoccupi troppo di ciò che era você se preocupa muito com o que já foi e di ciò che sarà. e do que vai ser. Ieri è storia, Ontem é história, domani è un mistero, amanhã é um mistério, ma oggi è un dono. mas hoje é um dom. È per questo che si chiama presente. Por isso se chama presente. Oggi è un dono di Dio. Hoje é um dom, é um presente de Deus. Dio ti dà la vita tutti i giorni. Deus te dá a vida todos os dias. È un dono. É um dom, é um E noi presente. guardiamo indietro e avanti A gente olha para trás e para frente. e reclamiamo. E a gente reclama. Smettere di lamentarsi non è facile Parar de reclamar não é fácil. e dobbiamo imparare. E a gente precisa aprender. Ma una volta imparato, Mas quando a gente aprende, scopriamo dentro di noi quanta energia e serenità riempie la nostra vita. a gente descobre quanta serenidade e paz enchem a nossa vida. Tu devi lasciare andare le cose passate. Você precisa deixar as coisas Non passadas. hanno nessuna importanza. Não tem nenhuma importância. Anche quello che è successo ieri, Também aquilo que aconteceu ontem, non proprio distante. não tão longe. La sola cosa che ha importanza A única coisa que tem importância è chi tu scegli di essere adesso. é quem você escolhe ser hoje, agora. Chi scegli di essere? Quem você decide ser. Uno che si lamenta o uno che magari dice no, non mi lamento più, voglio vivere. Um que reclama, um que diz, basta, pare de reclamar, eu vou viver. Quarto punto, Quarto ponto. e questo è quello che mi ha toccato di più. E esse é aquele que me tocou mais. Lascia le lamentele a Dio. Deixa as reclamações para Deus. Devi cambiare le tue abitudini. Você precisa mudar os seus hábitos. Devi cominciare a presentare le tue lamentele a Dio. Você precisa começar a apresentar as reclamações para Deus. Devi abituarti a metterle ai suoi piedi Você precisa se acostumar a jogar nos seus pés. e allora troverai la pace. E ali você vai encontrar a paz. Nella Bibbia ci sono tantissimi versetti che parlano di lamentele. Na Bíblia tem muitos versículos que falam sobre reclamar. Se voi li cercate trovate tanti versetti che ci sono tantissime lamentele Se vocês procurar, tem tantos versículos que falam sobre lamentação. che dicono anche c'è una lamentela che grida a Dio, Tem uma reclamação que grita a Deus. perché anche allora, anche a quei tempi avevano i problemi, Porque também naqueles tempos eles tinham problemas. ma tante persone che si lamentavano non cercavano le altre persone, cercavano Dio. Mas tantas pessoas que reclamavam não procuravam as outras pessoas, mas procurava Deus. Si lamentavano davanti a Dio e diceva Dio risolvi questo problema, aiutami. Eles reclamavam diante de Deus e diziam: Deus, resolve esse problema, me ajuda. Possiamo dire che le lamentele a quel periodo erano delle preghiere. A gente pode dizer que as lamentações naquele tempo eram orações. Perciò se noi siamo tristi della nostra vita, dei nostri problemi Então, se a gente está triste da nossa vida, com o nosso problema, e vogliamo lamentarci, a gente quer reclamar, facciamolo col nostro migliore amico, vamos fazer isso com o nosso melhor amigo. che lui non si dispera, lui ci aiuta, Que ele não fica desesperado, ele nos ajuda. ci dà le parole giuste Ele nos dá as palavras certas e ci dà la pace. e nos dá a paz. A tuo fratello puoi dire, Para o teu irmão você pode dizer, invece di lamentarti, em vez de reclamar: Dio è con me, Deus é comigo, Dio mi sta aiutando, Deus está me ajudando, mi sta sostenendo nella mia situazione me está sustentando na minha situação, e mi dà la forza di sopportarla e di superarla. me dá a força para suportar e superar. Questo dobbiamo dire ai nostri fratelli, Isso a gente tem que falar para o nosso irmão. non andare lì e dire, oh questo, oh, ho male qua, cioè, no. Não chegar e falar: ah, isso. Dio sta sopra ai miei problemi. Deus está acima dos meus problemas. Dio sta agendo Deus está nelle agindo nostre vite. nas nossas vidas. Ho quasi finito, fratelli. Tô quase acabando, irmãos.
A Dio non piace niente di malfatto Deus não gosta das coisas mal feitas. e le divisioni non fanno prosperare. E as divisões não faz prosperar. La vita è breve, fratelli. A vida é curta. Vogliamoci bene nel poco tempo che abbiamo. Vamos nos amar no pouco tempo que temos. C'è quel banner che ho fatto, non so se può mettere Tem um banner que eu il fiz. nostro fratello. Amen. Non lasciamo che la rabbia vivi dentro di noi, Não vamos deixar a raiva morar dentro da gente, che non ci porta a nulla. que não nos leva a nada. Restiamo sempre arrabbiati con noi stessi. Vamos ficar sempre bravos com nós mesmos. Aiutiamoci l'uno con l'altro, Vamos nos ajudar. nonostante che il fratello che abbiamo vicino non ci piaccia, Se bem que se a gente não gosta daquele irmão do nosso lado, perché ci sono molte persone che non ci piacciono, porque tem muitas pessoas que a gente não gosta. ma dentro hanno anche loro una chiamata da Dio, Mas eles têm também um chamado de Deus. hanno il loro modo di fare. Eles têm um jeito deles de fazer. Dio sa tutte le cose, Deus sabe de todas as coisas. perciò noi non possiamo dire no, non mi piace. Então a gente não pode falar, eu não gosto dele. Amiamolo. Vamos amar. Puoi mettermi Efesini 5:21? Efésios 5:21. Sottomettendovi gli uni e gli altri nel timore di Cristo. Questo è l'amore, Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. questo è l'amore che dobbiamo portare dentro il nostro cuore. Esse é o amor que a gente tem que carregar dentro do nosso coração. Se anche il fratello non ci piace, Se a gente não gosta do irmão, l'importante è avere timore di Dio. o importante é temer a Deus. E se tu hai timore di Dio, E se você tem temor de Deus, aiuti anche il fratello che non ti piace, você ajuda até o irmão que você não gosta, senza nessun problema, sem nenhum problema. perché è Dio che è nel controllo delle cose. Porque é Deus que está no controle das coisas. Mi puoi mettere Salmo 145, Salmos 141, versetti 18-19. 145, 18 e 19. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem e ouve o seu clamor e o salva. Il Signore ascolta il vostro grido, ascolta il vostro lamento, come ha ascoltato tutti i lamenti che ci sono su questo libro. O Senhor ouve e escuta todos os vossos clamores, como Ele escutou os que estão dentro desse livro. E Lui ti salva, E Ele te salva. ti salva. Te salva. Amen, fratelli. Amém. Il Signore ascolta i tuoi problemi e ascolta le tue lamentele O Senhor escuta os seus problemas e escuta as suas e ti dà il reclamações. conforto di cui tu hai bisogno. E te dá o conforto que você precisa. Posso ripetervi i 4 punti. Eu Allora, posso repetir para vocês os 4 pontos. primo, trova il lato buono delle cose. Primeiro, encontre o lado bom das coisas. Secondo, smetti di scaricare i tuoi problemi sugli altri. Segundo, para de descarregar os seus problemas nos outros. Terzo, non guardare indietro. Terceiro, não olhe para trás. Quarto, lascia le lamentele a Dio. Quarto, deixa as reclamações para Deus. Spero che possiate fare tesoro di questi 4 punti Eu espero que vocês possam guardar no coração esses 4 pontos. e posso dirti questo: E posso te dizer isso. cambia la tua vita. Muda a tua vida. Accetta ciò che è stato. Aceita o que já foi. Basta lamentarti. Para de reclamar. Smetti di farti del male. Para de te machucar. Smetti di farti del male. Para de te machucar. Dai spazio a colui che ti salva. Dá espaço para aquele que te salva. Affidati a Dio Confie em Deus. e a Dio solo. E só em Deus. Se Dio ha scelto te, Se Deus escolheu você, è perché Lui è sicuro che tu ce la puoi fare. é porque Ele tem certeza que você consegue.
Ha scelto te perché tu sei qua ora, in questo momento, seduto qui. Ele te escolheu porque você está aqui, sentado. Perché ci sono tante persone là fuori che non conoscono Dio Porque tantas pessoas lá fora não conhecem Deus e hanno bisogno di noi. e precisam da gente. E se noi reclamiamo, E se a gente reclama, come facciamo a portarli qua? como a gente pode trazer eles aqui? Dobbiamo cambiare abitudini. A gente tem que mudar os nossos hábitos. Dobbiamo non lamentarci più con i fratelli, A gente tem que parar de reclamar com os irmãos ma dare le nostre lamentele a Dio. e dar a nossa reclamação para Deus. Se tu hai voglia di parlare con qualcuno delle tue lamentele, Se você tem vontade de conversar com alguém, de reclamar, digli che Dio è nel controllo della tua vita. fala para ele que Deus está no controle da tua vida. E a Dio dici la lamentela, E para Deus você reclama, che Lui salva la tua vita, que ele salva a tua vida, ti dà la pace, ti dà la tranquillità, te dá paz, te dá tranquilidade. e perché tu non hai fatto del male a tuo fratello. E daí você não vai machucar teu irmão. Amen. Amém. Vi chiedo di alzarvi in piedi. Eu peço para vocês se porem em pé. C'è un bel versetto nella storia di Giovanni, capitolo 8, versetto 11. Tem uma história muito bonita no versículo, no livro de João, capítulo 8, versículo 11, Che parla della donna adultera. que fala da mulher adúltera. E quando la donna adultera poi alla fine che volevano tirargli questi sassi e ucciderla, E quando a mulher adulta, no final da história, que queriam apedrejar ela, che era rimasta con Gesù, que ela ficou com Jesus, Gesù gli ha detto: Jesus falou: dove sono i tuoi contendenti? aonde estão os Chi è seus che ti acusadores? Quem te acusa? E lei dice: non c'è nessuno, Signore. Ela fala: não tem ninguém, Senhor. E lui dice: neppure io ti condanno. E ele fala: nem eu te condeno. Va e non peccare più. Vai e não peques mais. Dio vuole questo dalle nostre vite, fratelli. Deus quer isso das nossas vidas. Amen. Amém? Facciamo una preghiera. Vamos orar. Padre Santo, in questo momento la tua parola è stata portata qui, Signore, in mezzo a noi. Abbiamo sentito quello che volevi dalla tua voce, dalla tua mente, da quello che ci stai facendo provare, dalle nostre esperienze. Che noi possiamo prendere queste parole, Padre, e farne un tesoro per poter conoscere meglio te, per poter dare gloria a te, perché sei tu quello che ci salva, sei tu quello che ci dà la forza di toglierci i nostri pesi e le nostre negatività. Grazie, Signore, della tua presenza, grazie, Signore, di essere qui in mezzo a noi e che tu possa sempre essere libero di fare la tua volontà in mezzo a noi, oggi e sempre, in nome di Gesù. Amen. basteranno mai per esprimerti
gloria a Dio per il culto di oggi, fratelli. Oggi io sono stato riempito dallo Spirito Santo. Oggi io ho sentito la presenza di Dio. Oggi Dio ha portato una parola per la mia vita e mi ha fatto sentire la sua gloria scendere su di me attraverso questi momenti di adorazione. E il mio desiderio è che questo possa essere successo con tutti quanti voi. Io desidero veramente che voi oggi possiate tornare a casa da questo culto pieni dello Spirito Santo di Dio. Uno Spirito Santo che possa aver portato gioia e consolazione alle vostre vite, felicità alle vostre anime. Amen. Possiamo accendere le luci? Stiamo terminando già il nostro culto. Voglio presentare le persone che sono state con noi questa sera. Allora, oggi c'era con noi Dina, giusto? L'abbiamo conosciuta anche oggi. È la figlia di cuore, dice lei, di Goia, è la figlia di suo marito Edoardo, quindi benvenuta Dina, che è appena arrivata dal Portogallo, da Lisbona. E sono con noi anche Robinson, là dietro, e Maria Josie, giusto? Che sono i genitori dei nostri fratelli Robinson e Rupert. Allora cosa può dire la Chiesa a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Siete molto benvenuti oggi, sempre, e il nostro desiderio, come abbiamo detto, per tutta la Chiesa, che possiate tornare a casa con un po' di questo spirito che è stato con noi oggi. Dobbiamo fare gli auguri ai nostri compleannanti di questa sera, ma prima dei compleannanti, fratelli, non si dice compleannanti? Abbiamo un avviso per voi, direttamente dalla fine del culto, così un po' all'improvviso, ma un po' per ricollegarci a ciò che è stata sul serio, pazzesco. Puoi presentare qua con noi, Francesco, non c'è problema. Ok, grazie mille. 2 minuti forse, non lo so. Vediamo come vanno le robe. Allora, Francesco si è già messo a prendersi gli auguri. Glieli faremo, dobbiamo invitare anche tutti gli altri che sono nascosti lì. C'è anche Alberto, mi raccomando, Raffinia, no? Raffinia. Rupert fa lunedì, ma li facciamo lo stesso, li facciamo oggi, li facciamo anche la settimana prossima, non c'è problema. C'è la Dieula, no? Non c'è la Dieula oggi? Sì, c'è. Ah, c'è? Ecco. Allora, fratelli, il 31 ottobre c'è la Riforma Protestante, grande evento, ma il giorno dopo, il 31 ottobre, avviene qualcosa di fantastico. Qualcun altro? Ora, presentaranno loro. Esatto, lasciamo presentare. Cantiamo prima tanti auguri, dai, dopo così, se no non ce la facciamo più. Dai, vai, Albi, vieni su. Raffinia, ciao Raffinia. C'è qualcun altro? Vieni Alberto. Rupert, vieni qua. Qualcun altro che ha fatto gli anni in quest'ultima settimana? C'è qualcuno che si nasconde e fa il compleanno? La Letizia l'abbiamo già fatti, la Letizia. Qualcun altro? Nessuno che ha compiuto gli anni? Sicuri?
allora facciamo gli auguri a loro, che Dio possa benedire questo nuovo anno. Alziamo le nostre mani. Tu che credi che Dio ha messo nelle tue mani questo potere di benedire vite, alza le tue mani verso questi nostri 4 fratelli, fratellini, che Dio possa benedire questo nuovo anno di vita. Padre, nel nome di Gesù vogliamo pregarti oggi per la vita di Rupert, di Francesco, di Rafinha, di Alberto, Dio. Che tu possa essere sempre con loro in questo nuovo anno. Ti chiediamo, Signore, di riempirlo delle tue migliori benedizioni, di dargli gioia, allegria, felicità, di proteggerli, Signore, di sorreggerli, di dargli la forza in ogni momento, Padre. Sii per loro uno scudo, una roccia, sii per loro la loro allegria. Benedici questo nuovo anno nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Penso che il prossimo culto cominceremo con tanti auguri all'inizio, perché guarda, c'è. A posto. Cantiamo sarta, 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 nessuno sarta, cantiamo tanti auguri. A posto. Potete andare, avete finito, vai. Se volete, grazie. È vero che c'è la Nederli domani. Settimana prossima facciamo la Nederli. Ok, stavamo dicendo. Il 31 dicembre è Capodanno, ma il 31 ottobre è la Riforma Protestante. Ma il giorno dopo la Riforma Protestante, che è il 1 di novembre, succede qualcosa, ogni anno succede questa cosa, pensate, bellissima, bellissima, perché novembre è il mese... Sì, faccio io. Facciamo la traduzione. Dobbiamo ripetere tutto di nuovo? No, dai. A novembre succede qualcosa di bellissimo. Em novembro acontece uma coisa muito bonita, Perché novembre porque em novembro è il mese del compleanno della nostra chiesa. é o mês do aniversário da nossa igreja. Applausi! L'anno scorso la nostra chiesa ha compiuto 18 anni. Ano passado a nossa igreja fez 18 anos. 2 anni fa 2 anos ne ha atrás, fatti 17. 17. Indovinate? Adivinha? Quest'anno saranno 19. Esse ano é 19. Ma l'anno scorso, per i nostri 18 anni, Mas ano passado, para os nossos 18 anos, abbiamo fatto dei propositi per chi si ricorda. a gente fez alguns propósitos para quem se lembra. 18 giorni di propositi. 18 dias de propósito. Ed erano propositi E eram propósitos che ci portavano a raggiungere in qualche modo una maturità que spirituale. nos levavam a alcançar de qualquer jeito uma maturidade espiritual. Perché i 18 anni Porque 18 anos sono l'età della maturità. é a idade da maturidade. Anche quest'anno E também esse ano abbiamo per tutti noi come Chiesa temos para todos nós como igreja dei propositi. propósitos. Propositi che non devono portarci alla maturità. Propósitos que não nos devem levar à maturidade. Quello l'abbiamo già fatto l'anno scorso. Aquilo a gente já fez ano passado. Ma in tutto quest'anno Dio ha messo una parola forte nei nostri cuori, Mas nesse ano Deus colocou uma palavra forte no nosso coração, una parola che abbiamo trasmesso agli operai della Chiesa più volte, uma palavra que várias vezes a gente transmitiu para os obreiros da igreja, e questa parola è eccellenza. e essa palavra é excelência. I propositi che quest'anno noi vogliamo mettere per tutti noi come Chiesa, Os propósitos que esse ano a gente quer colocar para todos nós como igreja, per i nostri 19 anni, para os nossos 19 per anos, questo mese di festeggiamenti, para esse mês de festa,
Sono propositi che noi dobbiamo compiere con eccellenza. São propósitos que devemos cumprir com excelência. Quando noi parliamo di eccellenza, Quando falamos de excelência, non parliamo semplicemente não falamos simplesmente di fare delle cose fatte bene. de fazer coisas bem feitas. No, l'eccellenza è il meglio. Excelência é o melhor. È quanto di più noi possiamo fare. É o quanto de melhor a gente pode fazer. E in questo mese E esse mês, noi faremo alcuni propositi. vamos fazer alguns propósitos. Allora, faremo qualche proposito Vamos falar de algum propósito? e noi stiamo andando verso un'eccellenza perché Dio ha detto, non perché noi stiamo dicendo, ma perché Dio ha detto che sarebbe arrivato un tempo di eccellenza. E a gente está caminhando para a excelência porque Deus disse que era um tempo de excelência. Então nós colocamos 19 dias Allora mettiamo 19 giorni para que nós possamos começar, perché possiamo cominciare. porque a excelência Perché l'eccellenza não vem com os nossos braços cruzados, non viene con le braccia incrociate, mas vem de uma escolha que nós fazemos, ma è una scelta che facciamo de dar o nosso melhor. di dare il nostro meglio. E essa escolha E questa scelta vinha a partir de um passo. comincia a partire dal passo. Então nós queremos, como igreja, Quindi vogliamo come Chiesa fazer tudo isso junto. fare tutto questo insieme. Nós queremos começar a partir do dia 1º, Vogliamo iniziare dal giorno 1 di novembre, 19 dias 19 giorni de oração. di preghiera. Vai ser no Zoom Sarà su Zoom e vai ser às 6 horas da manhã. e sarà alle 6 del mattino. Às 6 horas da manhã. Alle 6 del mattino. C'è Christian que faz 6 horas da manhã nós faremos esse momento de oração. Alle 6 del mattino faremo questo momento di preghiera. Se você quer procurar uma excelência com Deus, Se vuoi cercare un'eccellenza con e Dio, você não consegue fazer sozinho, non riesci a fare da solo, comece junto com nós. comincia insieme a noi, Dar as primícias dalle primizie, da tua manhã dalla tua mattinata para o Senhor Jesus. al Signore. Amen? Amen. Secondo proposito di questi 19 giorni, Secondo proposito desses 19 dias, facciamo leggi un libro della Bibbia. leia um livro da Bíblia. In che modo leggere questo libro? Em que modo você pode ler esse livro? Con gli occhi. Com os olhos. Ma puoi leggerlo non da solo, ad esempio. Mas você pode ler não sozinho, por exemplo. Prendi una persona Pega uma pessoa e comincia a leggere un libro insieme a te. e começa a ler um livro junto com ela. Può essere un amico, Pode ser um amigo, una persona della famiglia. uma pessoa da família. Io ho già trovato la persona con cui lo leggerò. Eu já achei a pessoa com quem eu vou ler. Ho già parlato con Junior. Já falei com o Júnior, Lui sta leggendo Levitico adesso. ele está lendo Levítico. Gli mancano Agora. 9 capitoli per finirlo. Falta 9 capítulos para ele Gli acabar. ho detto hai 3 giorni per finirlo. Eu falei, você tem 3 dias para acabar. Perché dal 1 novembre devi cominciare un libro con me. Porque a partir do 1º de novembro você tem que começar o livro comigo. Prendi anche tu una persona Pega também você uma e pessoa comincia a leggere un libro della Bibbia in questi 19 e giorni. começa a ler um livro da Bíblia nesses Se 19 vuoi dias. farlo da solo, Se você quer fazer non sozinho, c'è problema. não tem problema. Ma tu sai che in 2 Mas você sabe que em è 2 sempre meglio. é sempre melhor. Amen? Amém. Próximo. Próximo. Qual é Qual é? o que foi mais difícil para vocês ano passado? Cosa è stato più difficile per voi l'anno scorso? Quem lembra qual o propósito que foi mais difícil ano passado? Chi si ricorda il proposito più difficile dell'anno scorso? Non lamentarsi. Ó, uma ajudinha. Foi pregado essa noite. Un aiuto, è stato predicato questa sera. Ano passado nós fizemos 18 dias L'anno scorso abbiamo fatto 18 giorni de não lamentar-se, di non lamentarsi, di non reclamare. de não reclamar. E esse ano nós faremos E quest'anno faremo 19 dias. 19 giorni. Eu sei que... Quantos conseguiram? Quanti ce l'hanno fatta? Eu não consegui, porque nós somos humanos. Io non ce l'ho fatta perché Mas siamo quando umani. nós percebíamos, Ma quando percepivamo isso colocou em mim campanello d'allarme. um campanello de alarme. Ha messo in me un campanello d'allarme. Um sino Una campanella
Então, todas as vezes que você vê alguém reclamando, Quindi ogni volta che vedi qualcuno você diz: nós lamentarsi, estamos num propósito tu gli dici siamo in un proposito de 19 dias di 19 giorni sem reclamar. senza lamentarsi. Eu sei que é difícil, So che è difficile, mas para Deus nada é impossível. ma per Dio niente è impossibile. Então, nós faremos esse propósito de 19 dias sem reclamar. Quindi faremo questo proposito, vai 19 entrare giorni nesse senza proposito? lamentarsi. Chi farà il proposito? Bravo, Eto. Altro proposito per questo mese di compleanno della Chiesa. Mais un proposito per esse mês de aniversário da igreja. È un proposito che tocca tanto il mio cuore É um propósito que toca muito meu coração, perché ha molto a che vedere con quella frase scritta là dietro. porque tem muito a ver com a frase escrita ali atrás. Il proposito è che in questi 19 giorni O propósito é que nesses 19 dias tu dovrai aiutare una persona a rialzarsi. você deverá ajudar uma pessoa a se levantar. Probabilmente tu conosci una persona Talvez você conhece uma pessoa che ha tanto bisogno di Gesù. que precisa muito de Jesus. Una persona che magari si è allontanata dal cammino Uma pessoa que se afastou do caminho o che non è mai entrata in questo cammino. ou que nunca entrou no caminho. Forse abita in Brasile, Talvez mora no Brasil, forse abita in Africa, talvez mora na África, forse abita in Colombia o in Perù, na Colômbia, no Peru, non so dove potrebbe abitare, não sei aonde ela mora, ma probabilmente tu conosci una persona che ha bisogno di rialzarsi. mas provavelmente você conhece uma pessoa que precisa se levantar. Il tuo impegno in questi 19 giorni E o teu desempenho nesses 19 dias sarà quello di entrare in contatto con questa persona será de entrar em contato com essa pessoa e cominciare a rialzare spiritualmente questa persona. e começar a levantar ela espiritualmente. Io credo E eu creio che con l'aiuto dello Spirito Santo que com a ajuda do Espírito Santo, questo proposito esse propósito porterà un grandissimo frutto nella tua vita e in quello della persona che aiuterai. vai trazer um grande fruto na tua vida e na vida da pessoa que você vai ajudar. Amen. Amém. Amém? Próximo. Não sei que língua falar. Bravíssima, Gabi. Que muda assim, ó. Próximo propósito é um propósito muito lindo, Próximo propósito é muito lindo. Que fala de um projeto é muito de Deus. bello, scusate, que fala de um projeto de Deus, che parla di un progetto di Dio que é a família. che è la famiglia. E talvez você não seja acostumado, E forse non sei abituato, pois você não faz na sua casa, forse non fai in casa tua, mas nesse mês ma in questo mese eu queria te convidar voglio invitarti a fazer esse passo de excelência dentro da sua a casa fare questo passo di eccellenza nella tua casa e começar a fazer todos os dias e cominciare a fare tutti i giorni um devocional junto com a tua família. un devozionale insieme alla tua famiglia. Talvez você não saiba como fazer. Forse non sai come fare, Você pode nos procurar, nós te ajudamos. puoi cercarci e ti aiuteremo. Não precisa fazer um culto de 2 horas, Non devi fare un culto di 2 ore, mas que esse devocional aconteça nestes 19 dias. ma che questo devozionale accada in questi Eu 19 sei giorni. que muitas cadeias vão cair dentro dos nossos lares, So che molte catene cadranno nelle nostre case, porque Deus ama a família perché Dio ama la e famiglia Satanás quer destruir a família. e Satana vuole distruggere Então la nós vamos famiglia. levar essa excelência, Quindi porteremo questa eccellenza não somente num culto de sábado, non solo nel culto di sabato, mas todos os dias da nossa semana. ma tutti i giorni della E nostra nós vamos ver settimana. frutos surgirem dali. Vedremo frutti sorgere da lì. Nós vamos ver filhos batizados com o Espírito Santo. Vedremo figli battezzati con lo Spirito Nós Santo. vamos ver maridos restaurados, Vedremo mariti restaurati, mulheres restauradas donne restaurate e uma família e una famiglia como Deus designou come Dio ha designato que nós fôssemos. che noi fossimo. Amém? Amen. Amém. Glória a Deus. Amen. Ultimi 2 propositi. Sono 19. Ultimi 2 propositi. Últimos 2 propósitos. Questo lo facciamo leggere a Etto perché so che a lui piace molto questo proposito. O Eto vai ler porque eu sei que ele gosta muito desse propósito. Giorni di digiuno. Quanti? 19. Volendo anche 20. 19 dias de jejum. Pode ser até 20. 19 giorni di digiuno. 19 dias de jejum. Questo non significa non mangiare, non bere per 19 giorni. Isso não significa não comer e não beber por 19 dias. Se vuoi puoi farlo, Se você quer, você pode fazer. ma non mi prendo la responsabilità della tua salute. Mas eu não pego a responsabilidade da tua saúde. Ma ti invito in questi 19 giorni Mas eu te convido nesses 19 dias almeno a prendere un momento della tua giornata para pegar pelo menos um momento do teu dia da santificare a Dio, para santificar para Deus. da separarlo per Dio. Separar para Deus. Magari una mattina, Talvez uma manhã, un pomeriggio, uma tarde, in cui tu puoi rinunciare al cibo em que você pode renunciar à comida e magari a anche alcune cose che
tu sai potresti togliere dalla tua vita. E talvez renunciar a algumas coisas que você sabe que você pode tirar da tua vida. E la cosa migliore E a coisa melhor sarebbe che tutto questo tempo che tu guadagni non facendo queste cose, seria que todo esse tempo que você ganha não fazendo essas coisas, potessi dedicarlo a Dio. você pudesse dedicar ele a Deus. Magari proprio alla lettura della Bibbia, Talvez próprio na leitura da Bíblia, come abbiamo detto nel primo proposito. como a gente disse no primeiro propósito. Amém? Pode sentar. Não tô brincando. Não falta só um irmão. Manca solo uno. Allora, o último propósito que nós colocamos diante de Deus L'ultimo proposito che mettiamo davanti a Dio é que nós vemos tantas pessoas è che vediamo tante persone, perdidas às vezes dentro da igreja, a volte perse dentro la Chiesa, que não tem um grupo, che non hanno un gruppo, que não se envolve em nenhum ministério, che non si coinvolgono in nessun ministero, que não participam das reuniões que nós fazemos. che non partecipano delle riunioni che facciamo. Mas nós somos um corpo, não somente no sábado, Ma siamo un corpo non solo il sabato, e também durante a semana. e anche durante la settimana. E esses grupos, esses ministérios e todos os projetos que tem na igreja Questi gruppi, ministeri di tutti i progetti che abbiamo in Chiesa serve para ajudar com que a gente fique de pé. servono per aiutarci a stare in piedi. Serve para que a gente escute uma palavra, não somente no sábado. Serve perché ascoltiamo una parola non soltanto il sabato. Então, nesse mês, nesses 19 dias, In questi 19 giorni gostaria que você orasse ao Senhor. vorrei che pregassi a Dio E você pedisse ao Senhor e chiedessi a Dio uma direção una direzione sobre o que fazer no reino de Deus. su cosa fare nel regno di Dio, Como servir no reino de Deus. come servire nel regno di Onde Dio, fazer. dove fare, Onde ser um voluntário. dove essere un volontario. Existem tantas coisas Esistono tante cose que tem para fazer nessa igreja. che c'è da fare in questa E Chiesa. tem muitos lugares que ainda ninguém chegou até ali. Ci sono tanti posti che nessuno è arrivato fino a lì. E nós precisamos E abbiamo bisogno de pessoas di persone que se disponham che si a dispongono trabalhar com excelência. a pra lavorare Deus. con eccellenza per Então, Dio. nesses 19 dias, In questi 19 giorni gostaria que você orasse ao Senhor. mi piacerebbe che pregassi Uma il oração entre Signore. você e Deus. Una preghiera tra te e Falando, Dio. Senhor, eu preciso. Signore, ho bisogno. Eu preciso participar mais. Devo partecipare di Eu preciso più. me envolver mais. Devo coinvolgermi Porque di eu più. sei que a tua obra Perché so che la tua opera precisa de mim. ha bisogno di me. Precisa Ha das minhas bisogno mãos. delle mie mani. E onde eu vou, Senhor? E dove vado, E o Signore? Senhor vai te dar uma direção. E il Signore ti darà una Amen. direzione. Amen. Amen. Siamo pronti per entrare in questi 19 giorni di eccellenza. Estamos prontos para entrar nesses 19 dias de excelência? Amen. Amém? Dimostriamo questa eccellenza alzandoci in piedi Vamos demonstrar essa excelência nos levantando, e chiedendo al nostro Signore benedizioni per la nostra settimana. pedindo para Deus bênção para nossa semana. Amen. Amém. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti, Signore, per questo culto, per tutto ciò che tu hai fatto, Signore, in mezzo a noi questa sera. Io credo, Signore, veramente che tu abbia toccato molti cuori attraverso la tua parola, Dio. Io credo che questa parola produrrà, Signore, effetto, sarà efficace nella nostra vita, Signore, perché nessuna tua parola rimane inefficace, come tu stesso ci hai detto, Padre. Benedici quindi, Padre, ogni persona che è qua presente, ogni famiglia qua rappresentata, Dio, che questa possa essere una settimana benedetta da te, Dio, che le tue migliori benedizioni, che il tuo amore, Signore, la tua unione, la tua gioia, la tua felicità, la salute, Signore, possano essere con tutti quanti noi, con la tua Chiesa che ancora ti ama e ancora ti adora. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti noi, e come uni in Cristo possiamo dire Amen.